Una partita che avete condotto fin dall'inizio, alla fine avete rischiato anche di pareggiarla, comunque ciò non toglie grande prestazione e vittoria meritata. Grazie, salve a tutti innanzitutto. Sapevamo che venendo qua affrontavamo una delle partite più difficili del campionato perché a parere mio e anche degli altri giocatori la Tevere Remo è una delle squadre più attrezzate per poter arrivare fino in fondo. All'andata ce l'hanno dimostrato anche da noi e sapevamo venendo qua anche con due squalificati importanti di dover dare il meglio di noi per poter riuscire a vincere la partita. È partita molto bene per noi la partita, subito 3-0 con 3 ripartenze, poi loro hanno creato tanto, ci siamo messi là a prendere le pallonate come è giusto che deve essere una squadra unita e compatta. Secondo tempo abbiamo continuato a fare lo stesso, altri 2 gol, poi all'ultimo ci siamo un po' rilassati troppo mentalmente pensando che la vittoria fosse ormai acquisita e col portiere ci hanno messo in difficoltà 5-4 e grande poi Corsetti a parare il tiro libero all'ultimo. Allora ti chiedo, oggi hai fatto 3 gol, sei stato praticamente il giocatore più decisivo di questa partita, anche se bisogna ringraziare ovviamente anche il portiere Corsetti che ha fatto tantissime parate, tra cui l'ultimo tiro libero. Sì, innanzitutto lo ripeto, Corsetti all'ultimo tiro libero fondamentale per la vittoria, parato, ma lui si sa, è un giocatore, un portiere dell'altra categoria, ci sta dando una grossa mano quest'anno. I gol basta che la buttiamo dentro, poi chi segna, chi non segna, la vittoria è solo l'unica cosa che conta. Allora, ultima domanda, siete a 43 punti in classifica adesso, quali sono i vostri obiettivi e come vi preparate le vostre partite, le partite prossime dopo questa? Ogni partita che viene ormai da un po' a questa parte la prepariamo al meglio, come possiamo, ovvero dove dare tutto noi stessi per poterla vincere. Non ci sono altri punti da poter perdere, sono una partita, una finale, poi se le vinceremo tutte da qui alla fine vedremo in che posizione saremo arrivati.